Per continuare a nutrire la ricerca, la scienza, la cultura scientifica del paese, io credo che sia necessario per me rinunciare quindi a questa offerta, seppure importante, vi ringrazio, ma davvero non fa per me. Antonella Viola, come un celebre cantante nell'ultima edizione di Sanremo, grazie, ma no, grazie. Con un video sui social network, la scienziata padovana ha detto no alla proposta di candidatura alla presidenza della Regione Veneto che il Partito Democratico le aveva offerto. Io sono onorata ovviamente di questa proposta, devo dire che la prima reazione è stata io, cioè no, non sono assolutamente capace di fare una cosa del genere, poi però mi sono resa conto che dietro questa iniziale risposta c'era dietro molto del condizionamento di stereotipi di genere, perché parlando con un paio di colleghi che stimo molto, tutti mi hanno detto, oh ma io lo farei subito al tuo posto, quindi il fatto che per me sembrasse una cosa assurda probabilmente non dipendeva da una questione di competenze ma proprio culturale. Ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione, le attività principali che la dottoressa Viola vuole portare avanti e legarsi ad una parte politica non lo consentirebbe. La professoressa resta però a disposizione di tutti i candidati. Auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati e resto a disposizione naturalmente qualora ci fosse necessità di un consiglio su temi specifici, ma a distanza, in maniera autonoma e indipendente, continuando a seguire la grande passione della mia vita che è la ricerca scientifica.